Da questa settimana impianti e piste aperti tutti i giorni fino al 10 marzo a Santo Stefano d'Aveto. Domenica scorsa, nonostante il tempo incerto, in molti hanno provato la nuova pista rossa. 24 nuovi autobus in servizio per le linee dell'entroterra inaugurati a Chiavari, i mezzi acquistati grazie ad un finanziamento di 5 milioni di euro. 8 milioni di euro per le coste liguri colpite dalla mareggiata di fine ottobre e 2 milioni e mezzo andranno a Santa Margherita Ligure. Lavoro sempre più incalzante, costi elevati, pochi medici rispetto alle esigenze. Le fatiche degli operatori sanitari del territorio ascoltate dal Vescovo. Scherma 200 atleti in pedana per i campionati regionali assoluti e il Gran Premio Giovanissimi. Nuova collaborazione della Chiavari Scherma con il comune di Cogorno che ha ospitato l'evento. Fincantieri, intesa Riva Trigoso per la partenza di un corso di formazione per 17 giovani disoccupati. Sarà curato dal villaggio del ragazzo. Oltre 95.000 euro di fondi protezione civile della Regione per 2 zone collinari di Rapallo, interventi programmati per la strada di San Martino di Noceto e la provinciale per Montallegro. Iniziata la demolizione del primo impalcato della parte di ponente del ponte Morandi, il riscatto di Genova e dell'Italia, secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche se la Santa Benessere Social è disposta ad accollarsi i costi per la ricostruzione della diga del porto, il comune di Santa Margherita Ligure punta sulla via pubblica più rapida e con finanziamenti già disponibili. Alla volta di Cork in Irlanda, 12 studenti dell'Ente Forma di Chiavari per 15 giorni all'estero per studiare la lingua inglese e visitare aziende del settore delle energie rinnovabili. 105.000 euro per il monitoraggio dei cavalli bradi del Parco dell'Aveto, siglata l'intesa tra il Ministero della Salute e l'Istituto di Zooprofilassi del Nord-Est. Entro 15 giorni dovrebbero arrivare le travi per la copertura del San Francesco a Rapallo. Entro Pasqua la probabile riapertura della circolazione, al vaglio il posticipo a fine estate del secondo lotto. Nella festa di San Francesco di Sales sono stati premiati il cronista Andrea Ferro e Radio Aldebaran, un momento formativo di festa e di riflessione organizzato da 2 diocesi e da Luxi Ligure. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la Settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì perché c'è stata una prima apertura degli impianti di risalita alle piste in Val d'Aveto, al Prato della Cipolla. Da questo fine settimana gli impianti resteranno aperti tutti i giorni fino al 10 di marzo. Facciamo il punto. Siamo molto soddisfatti della presenza che c'è stata domenica, anche abbastanza inaspettata, visto che il meteo comunque non era dei più positivi. Alla fine si è sciato, non sotto il sole, ma la neve quella sì. Alla fine, dopo la pioggia di venerdì, è ritornata a coprire le piste del comprensorio della Val d'Aveto, dove nella sola giornata di domenica in tanti sono saliti per passare una giornata di sport e di relax tra le vette dell'Appennino. Di fatto è stata tenuta a battesimo la pista rossa, nel tracciato rinnovato e omologato Fisi. Siamo molto soddisfatti e penso che anche l'utenza abbia apprezzato questa rivoluzione un po' dei tracciati che sono stati ritoccati nei punti critici, quindi sicuramente per la sciatore una pista che come tracciato è rimasta uguale, però completamente diversa come larghezze, come pendenze, è stata rivista un po' tutta, quindi abbiamo visto anche che domenica anche chi l'ha fatta ha notato che c'è stato un grosso lavoro. Speriamo di continuare nei prossimi anni e di migliorarci ancora. Per quest'anno direi che comunque il lavoro fatto è stato apprezzato e l'omologazione comunque per noi è un grandissimo risultato. Una pista che a breve, il 23 e il 24 febbraio, ospiterà per la prima volta in Liguria le gare giovanili provinciali e regionali organizzate dallo Sci Club di Santo Stefano d'Aveto e che insieme a tutte le altre strutture, la pista blu, il baby park e i 2 rifugi, sarà aperta tutti i giorni fino al 10 marzo a partire da sabato prossimo. Prima volta viene fatta, un grosso impegno per la nostra società anche a livello sia economico che di tempo, e speriamo che sia ben accettata dall'utenza e che ci vengano a trovare in molti qua sui nostri monti liguri. Chiunque ci voglia raggiungere sicuramente anche delle scuole, gruppi o quant'altro non può altro che, gli basta contattarci, noi siamo sempre aperti e disponibili ad ospitarli. In settimana comunque abbiamo un'offerta molto vantaggiosa per ski pass più pranzo
a 28 euro, ski pass più panino a 25 euro, che sono due prezzi molto competitivi per chi viene da lunedì a venerdì a trovarci. Speriamo che sia apprezzata e vengano numerosi. E sono 24 i nuovi mezzi già in servizio per la flotta di ATP, collegheranno le vallate dell'entroterra del Tigullio, mezzi di ultima generazione. C'è stata la cerimonia di inaugurazione davanti alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Vediamo. Quanto è stato l'impegno finanziario da parte dell'azienda della città metropolitana? Allora, questo è stato un impegno del sindaco della città metropolitana Marco Bucci, che sono 5 milioni di euro, e abbiamo comprato 24 crossover da 10,80 metri, che sono un pochino più corti, in modo da fare servizio su tutta, diciamo, la parte dell'entroterra dove le strade, diciamo, non permettono il 12 metri. Quali le caratteristiche di questi mezzi? Questi mezzi sono 10,5 metri Iveco con circa 9.000 di cilindrata, sono mezzi suburbani con pianale ribassato low entry e la pedana per i disabili, e quindi potranno essere fruiti da tutti i nostri utenti. Sono mezzi che verranno distribuiti su tutte le nostre linee e che riducono l'età media del nostro parco mezzi dai 13 anni iniziali a meno di 9 anni. Tenete conto che poi con i soldi che arrivano dal decreto Genova, che sono 2,5 milioni, e l'aumento di capitale che lanceremo a marzo di quest'anno, che sarà di 3,5 milioni, potremo rinnovare ancora questo parco mezzi e quindi superare la quota 100 di mezzi nuovi a disposizione dei nostri utenti, migliorando in maniera finale la qualità del servizio offerto ai nostri utenti. Come verranno utilizzati questi nuovi mezzi? Dunque, questi nuovi mezzi sono gli ultimi 12 di una serie di 24 gemelli, e prevalentemente verranno utilizzati sulle linee da Chiavari per Santo Stefano d'Aveto e prevalentemente sulle linee da Rapallo a Recco Genova. Poi diciamo, parte di questi verrà utilizzata anche per la linea Colle Caprile Recco e per la Fontana Buona in supporto al gemello da 12 metri. Sono in arrivo finanziamenti da parte del Fondo di Protezione Civile per i comuni liguri colpiti dalla mareggiata, una trentina quelli coinvolti. La fetta più consistente andrà a Santa Margherita Ligure per il rifacimento della diga foranea. Parleremo di questo, ma anche delle tematiche relative al mondo della sanità, a chi ci lavora quotidianamente, un momento di incontro con il Vescovo. E poi per la scherma si è svolto a Cogorno una bella iniziativa che ha visto coinvolte 200 atleti. Vediamo. Sono 30 gli interventi previsti in tutta la Liguria, ritenuti prioritari per la difesa della costa. Gli 8 milioni di euro sono stati ripartiti dalla Regione sulla base di una graduatoria della Protezione Civile. I fondi consentiranno il ripristino, la progettazione e il potenziamento di dighe, moli e scogliere colpite dalla mareggiata di fine ottobre 2018. Per il Tigullio 2.470.000 euro è la cifra assegnata a Santa Margherita Ligure per i lavori di protezione del litorale, al porto e per i dragaggi. Rapallo potrà contare su 500.000 euro per mettere in sicurezza le scogliere dei moli del Porticciolo, del Castello, il lungomare Vittorio Veneto e San Michele di Pagana. Previsti poi 450.000 euro per gli interventi alla scogliera di sostegno alla passeggiata mare e sui pennelli nel comune di Lavagna. 120.000 andranno a Moneglia, 100.000 a Sesti Levante, investiti nella ringhiera di accesso all'Arenile, sui pennelli a mare e per il ripascimento delle spiagge. Infine 90.000 euro a Sori e 80.000 per il comune di Bogliasco. Gli 8 milioni ripartiti si aggiungono a quelli già stanziati dalla Protezione Civile Nazionale per le somme urgenze e al 1,5 milioni di risorse stanziate dalla Regione per Portofino. A Santa Margherita Ligure, dunque, la cifra è stata accolta con grande gioia e sorpresa. 2,5 milioni di euro che ci permetteranno di fare il lavoro più importante per poter riaprire il porto entro l'estate, ha dichiarato il sindaco Paolo Donadoni. È la terza tranche di lavori, dopo quella assegnata dal Comune direttamente e quella stanziata dal Provveditorato delle Opere Pubbliche. È già partito l'intervento di Santa Margherita Ligure, curato direttamente dal Comune, per il ripristino di Piazzale Cagni e la risistemazione delle colonnine, affinché gli ormeggi tornino funzionali. Adesso parte anche il cantiere del Provveditorato, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, 600.000 euro per sostanzialmente chiudere il buco della spezzatura che c'è a metà del porto e cominciare i lavori di messa in sicurezza e di protezione. È un segnale importante che a 3 mesi dall'evento già cominci il lavoro di risistemazione e messa in sicurezza della diga foranea.
La persona sofferente ha bisogno della competenza del medico, ma anche della sua tenerezza. Il tema della Giornata Mondiale del Malato è stato condiviso dagli operatori sanitari del territorio nell'incontro con il Vescovo. È stata anche l'occasione per ricercare i problemi a cui i medici oggi fanno fronte. Per esempio, i rapporti umani sono importanti e necessari, ma il tempo per coltivarli è davvero poco. Dare il tempo al personale, che sia il medico piuttosto che l'operatore sanitario o l'infermiere, dare i tempi necessari per ascoltare la gente, per essere accoglienti. La fatica della mole di lavoro a volte va a discapito di un rapporto umano, di condivisione di cose più profonde, a discapito delle relazioni. C'è poi la questione dei costi. Anche nel Tigullio capita che i medici si sentano dire «non posso permettermi le medicine». Rischiamo che avremo una sanità di serie A per chi può economicamente e una sanità di serie B per chi non può. Dobbiamo cercare invece di mantenere quello che è il sistema sanitario fondato 40 anni fa. Se poi c'è chi vuole andare in clinica vada pure in clinica, però il sistema sanitario pubblico deve essere eccellente ed eccellente per tutti, non soltanto per gli abbienti. Un altro aspetto rilevato nel confronto con il Vescovo è quello dei giovani studenti di medicina che dopo i corsi universitari lasciano l'Italia. Ogni anno entra a medicina più di 10.000 studenti, ma poi non ci sono risorse necessarie per dare un adeguato numero di borse di specializzazione. Noi auspichiamo che vi sia un'inversione di tendenza per trovare una soluzione a questo problema e far sì che i medici che si formano in Italia possano continuare anche con la formazione post laurea e quindi possano restare nel nostro paese. Dalla riunione sono emersi infine due messaggi di speranza. Il primo, la fondamentale presenza dei volontari in ambito sanitario, il cui stipendio, è stato detto, è il sorriso dei malati. Secondo, il desiderio di una Chiesa che faccia sentire la sua voce in campo medico. A volte ci sono sempre come degli atteggiamenti di sospetto e invece la Chiesa forse può contribuire a costruire relazioni di pace. L'allerta meteo non ha dissuaso le quasi 200 persone presenti alle 2 giornate dedicate alla scherma nell'impianto sportivo di San Martino a Cogorno. Nel fine settimana si sono disputate le gare del campionato regionale assoluti e del Gran Premio Giovanissimi. Per la Chiava di Scherma i risultati sono stati soddisfacenti, con un primo posto nella categoria bambine fioretto femminile di Aglaia Tassano, terzo posto per Chiara Bavestrello nella categoria giovanissime spada femminile, Carlotta Conto nelle categorie allieve spada femminile e Lorenzo Tabone nella categoria giovanissimi fioretto maschile. Quinto posto nella categoria giovanissimi spada maschile per Gabriele Repetto. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno trovato un accordo con il comune di Cogorno per ospitare l'evento. In questa fase dove il Palazzetto dello Sport a Chiavari sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, è stato un po' un impegno nostro quello di trovare delle strutture alternative sul territorio che consentono nuove collaborazioni, consentono anche di proporre la scherma sul territorio e anche nell'entroterra. Ringraziamo la Chiava di Scherma per questa opportunità e sicuramente non sarà l'unica, perché abbiamo già avviato una stretta collaborazione e probabilmente potrebbe essercene altre manifestazioni più avanti. Tra le atlete di spicco della società verde blu da segnalare il terzo posto nella categoria assoluti spada femminile di Alice Cassano. Lo prendo come allenamento per migliorare giorno per giorno. E allora per la stagione il proseguo? Allora, c'è la seconda prova open e di qualificarmi per la finale assoluta, e poi abbiamo i campionati italiani A1 a squadre a Palermo a giugno e poi io ho dei circuiti europei da fare per cercare una convocazione per l'Europeo Under 23. Ancora ai temi del lavoro, è stata siglata l'intesa tra i sindacati e la Fincantieri. Partirà un corso di formazione per 17 giovani disoccupati, sarà curato dal villaggio del ragazzo. E poi in arrivo altri fondi, questa volta per le zone collinari del territorio. A Rapallo arriveranno 95.000 euro per le strade di San Martino di Noceto e la provinciale di Montallegro. Vediamo. Un corso per ragazzi dai 18 ai 29 anni che siano disoccupati e sul nostro territorio, per poter accedere quindi con questi requisiti a un bando di concorso dove ci sarà una selezione per 17 persone che poi potranno nei prossimi mesi, dopo 800 ore di corso, entrare finalmente sia nel cantiere di Riva che nel cantiere del Muggiano di La Spezia. Che figure professionali verranno formate? Verranno formati dei capibordo, quindi con
corsi di approfondimento specifici per poter essere, diciamo, integrati all'interno dei cantieri, quindi di Riva e del Muggiano. È molto positivo per noi, un fatto importante, che finalmente ci siano un po' di assunzioni di ragazzi che potranno essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ovviamente nel corso del tempo noi auspichiamo che tutti vengano stabilizzati e che ci siano anche ulteriori corsi, non solo per capi bordo, quindi supervisori degli operai, ma anche proprio per operai diretti, quindi sia per il cantiere di Riva direttamente che per le ditte di appalto. Un primo passo di un'intesa che prevede altri punti, tra cui anche l'apertura di uno sportello per ricevere le domande di lavori. Curricula non sarà reale ma sarà virtuale, dovrebbe partire questo. Sì, dovrebbe partire anche questo ed è un bel accordo, un primo passo e un investimento che finalmente Fincantieri fa sul territorio. Noi abbiamo battuto molto su questo tasto, sul fatto che Fincantieri, che è l'industria principale del territorio, cominciasse a investire e assumere persone nel paese intorno. Ecco. Potrebbero esserci altri corsi di questo tipo? Noi ce l'auguriamo. L'accordo che è stato fatto l'anno scorso, che è stato siglato l'anno scorso da FIM e FIOM, prevede un inizio di un cammino che speriamo porti anche all'interno delle ditte. 65.000 euro per la strada di San Martino di Noceto che collega la zona di Santa Maria del Campo con la Ruta, oltre 30.000 per quella della Crocetta che porta verso il santuario di Montallegro. In tutto oltre 90.000 euro per 2 interventi stanziati dalla Regione Liguria al Comune di Rapallo nell'ambito dei fondi ordinari di protezione civile. Abbiamo lavorato da prima di questa emergenza per arrivare a quella che sarà una delibera che sono venuta ad annunciare oggi, che porteremo la settimana prossima in giunta e che stanzia appunto queste risorse anche per il Comune di Rapallo. Sono risorse poi più ampie evidentemente, perché è una delibera da 3 milioni da distribuire su tutto il territorio regionale, che va proprio a evidenziare questi piccoli interventi a favore delle province, a favore dei comuni, che credo siano un segnale di grande attenzione ai cittadini anche di colline, di zone di entroterra, che sono magari spesso dimenticati, ma che invece meritano una grande attenzione da parte della Regione e anche della protezione civile, perché una strada che non può essere utilizzata, una strada di collina, evidentemente è anche un tema di protezione civile per raggiungere dei cittadini o per permettere a loro di raggiungere le proprie case. I fondi arrivati dalla Regione, presentati questa mattina nell'aula del Consiglio Comunale di Rapallo, si aggiungono a quelli straordinari stanziati dalla struttura commissariale per affrontare i danni della mareggiata. In questo caso per Rapallo sono arrivati a disposizione 500.000 euro che saranno utilizzati per il ripristino delle scogliere di Molo Porticciolo, del Castello e del lungomare Vittorio Veneto. Nel frattempo proseguono le operazioni per la rimozione delle imbarcazioni spiaggiate. Ad oggi ne restano ancora 9 visibili. Stiamo lavorando in maniera molto intensa con la Regione, con la Capitaneria di Porto, con la rimozione delle importanti imbarcazioni che abbiamo ancora sul lungomare. Per parlare di 2 numeri, le imbarcazioni sul lungomare oggi sono rimaste solamente 9, prima erano 49 quelle visibili, e subito dopo poi ci sarà un intervento della Regione con delle risorse molto importanti, si parla di circa 4 milioni di euro per quanto riguarda la pulizia poi del fondale. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì, una giornata storica per Genova e per l'Italia. Sono iniziate infatti le operazioni di demolizione del troncone di ponente del ponte Morandi. Parleremo di questo, ma anche torneremo sul porto di Santa Margherita Ligure. C'è l'offerta da parte della Santa Benessere Social di occuparsi della ricostruzione, ma il Comune sceglie la via pubblica più veloce e più sicura dal punto di vista dei finanziamenti. Parleremo anche di formazione con l'esperienza che vede proprio in questi giorni coinvolti 12 ragazzi dell'Ente Forma a Cork in Irlanda, e il monitoraggio dei cavalli bradi del Parco dell'Aveto, per il quale sono stati messi a disposizione oltre 105.000 euro. Vediamo i servizi. È un giorno importante perché scandiamo il primo passaggio di un percorso che sarà, speriamo, il più breve possibile.
Il riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia. Lo ha definito così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e se non il primo sicuramente il passo più suggestivo fino ad ora nel complesso lavoro di demolizione del Morandi. Il primo impalcato della parte di ponente del viadotto dovrebbe toccare terra in tarda serata dopo 8 ore di discesa. La scorsa notte il lavoro preparatorio dei tecnici è stato parzialmente rallentato dal vento che ha fatto slittare di 4 ore le operazioni. Agganciato agli strand jack, quello che viene tecnicamente chiamato piano tampone o trave Gerber del peso di 800 tonnellate e 36 metri di lunghezza per 18 di larghezza, scenderà ad una velocità di 5 metri all'ora. Sono 45 i metri di dislivello da cui dovrà essere calato. Questa trave che vedete qua in mezzo viene praticamente sostenuta da queste due grosse travi, che vedete, quelle grigie che vedete laggiù. Queste due grosse travi si solleveranno verso l'alto, quindi la trave viene staccata, poi viene riabbassata, viene tagliato il dente che fa interferenza, che impedisce alla trave di scendere e poi lentamente viene portata giù a terra. Volta per volta scenderà di circa 1 metro più o meno, no? Come escursione 1 metro, poi si ferma e poi riscende di nuovo 1 metro, perché proprio la metodologia dello strand jack impone degli spostamenti di circa 1 metro, una sosta e poi un altro spostamento. L'obiettivo resta quello di rispettare i tempi indicati dal commissario, consentendo così l'avvio della ricostruzione del lato ovest a partire dal 31 marzo. È chiaro che simbolicamente riuscire a fare in un anno un'opera di questo tipo, che mediamente nel nostro paese ce ne vogliono dagli 8 ai 12 anni, vuol dire andare con un'altra velocità e dimostrare al mondo che siamo in grado di riprenderci anche nelle tragedie. Per cui questo, partire da Genova, poi per me che sono genovese, è particolarmente importante, perché avere come simbolo di rinascita dell'Italia proprio la città di Genova mi rende assolutamente orgoglioso. Senza dimenticare che stiamo lavorando dal 15 dicembre, oggi è un simbolo, in realtà abbiamo già levato più di 3.000 tonnellate di peso dal ponte, quindi oggi ne leveremo, sono 800 con la trave, quindi abbiamo già fatto molto di più di questa trave, però continueremo a lavorare così, c'è ancora tante cose da fare, andiamo avanti assolutamente in accordo col piano, quindi le cose vanno bene. Il nostro progetto definitivo della diga di soprafflutto è adeguato e idoneo per resistere ad una mareggiata della forza di quella dello scorso 29 ottobre. Per questo siamo disposti a sostenere l'ulteriore onere di tutti gli interventi necessari per la completa ricostruzione e messa in sicurezza della diga di soprafflutto e della relativa scogliera di protezione. È il testo della lettera depositata negli uffici del Comune da parte della Santa Benessere Social. La società ribadisce così la sua intenzione a restare in gioco nel percorso di riqualificazione dell'area portuale, stoppato dagli effetti della mareggiata, riservandosi di tutelare i propri interessi in ogni sede opportuna in caso di provvedimenti che riterrà illegittimi e lesivi dei propri interessi. Quella pubblica per l'amministrazione resta tuttavia la via più veloce e spedita per ripristinare le condizioni di sicurezza del porto. La proposta del privato che è arrivata ovviamente verrà valutata. Il problema è che il procedimento di concessione con la legge Burlando si articola in varie fasi. Una fase istruttoria di competenza dell'ufficio tecnico e una fase di approvazione della conferenza dei servizi e del Consiglio Comunale, il che necessita di tempi eccessivamente lunghi che sarebbe stato possibile percorrere in una situazione di normalità, ma che risultano incompatibili invece con l'urgenza della messa in sicurezza del porto di Santa Margherita, a cui si può dare una risposta tempestiva soltanto con la speditezza delle procedure emergenziali pubbliche. A questo proposito partiranno fra poco i primi interventi sulla diga. Partono tra pochi giorni gli interventi del provveditorato alle opere pubbliche, 600.000 euro è il primo stralcio, dopodiché, avendo avuto oramai contezza del decreto regionale che attribuisce al Comune di Santa Margherita Ligure 2,5 milioni di euro, sarà al Comune effettuare il secondo stralcio non appena le procedure le consentiranno e i soldi saranno arrivati. Come potrà essere valutata da parte dell'amministrazione l'interesse comunque manifestato dal privato attraverso questa lettera depositata? Verificheremo i termini concreti della proposta sia come uffici che come parte politica amministrativa. Certo è che il Consiglio Comunale di Santa Margherita si è già espresso chiaramente nella sua posizione qualche tempo addietro e che prossimamente si terranno le commissioni consigliari che potranno affrontare più dettagliatamente il tema. Come stai vivendo questo momento che comunque è di formazione e di crescita anche personale? È sicuramente un bel momento, una bellissima opportunità
Sono molto contento di poter andare in Irlanda queste 2 settimane, un po' per vedere a livello di discorso di termoidraulica, di compagnie di termoidraulica che ci sono lì, ma anche per poter crescere le mie conoscenze linguistiche di inglese. Come state vivendo insieme questa avventura? La stiamo vivendo bene, saremo ospitati da una famiglia a Bandon che ci ospiterà me e altri 2 miei compagni della seconda. Perché è importante questa esperienza per i ragazzi? È importante perché è un viaggio studio nel quale loro potranno imparare, mettere in pratica quello che stanno imparando in questi anni per la lingua inglese. Un'esperienza all'estero formativa anche in vista del futuro occupazionale di questi ragazzi? Assolutamente sì, perché mentre la mattina i ragazzi andranno a scuola, quindi faranno un percorso scolastico nel quale impareranno la lingua inglese, al pomeriggio effettueremo delle visite guidate anche in aziende termoidrauliche del settore che si occupano comunque di energie rinnovabili e sostenibili. Questa esperienza ha dei risultati anche in prospettiva, in termini occupazionali. Chi segue questi corsi alla fine non diciamo che ha il lavoro assicurato, ma è probabile che trovi subito un lavoro. Sì, dunque anche in modo inaspettato ci sono ricadute proprio sulla conoscenza dell'inglese e sulle competenze veramente spendibili di inglese. Noi abbiamo un esempio abbastanza significativo, inaspettato, anche abbastanza eclatante, ovvero sia una società olandese che cercava personale adeguatamente preparato sulla termoidraulica per la costruzione di un villaggio di una piccola città vicina ad Amsterdam. Ha selezionato 5 nostri allievi proprio per questo motivo, per le competenze professionali e per la conoscenza della lingua inglese. È pronto a partire con un finanziamento di 105.000 euro il piano di monitoraggio sanitario per la tutela dei cavalli selvaggi presenti in alcune zone del Parco dell'Aveto, con l'obiettivo di garantire da un lato il benessere dei branchi, dall'altro impedire la diffusione di malattie infettive. Il piano è stato oggetto di una specifica convenzione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e il Ministero della Salute e sarà attuato in via sperimentale per un anno. Impegno proprio per studiare il fenomeno dei cavalli bradi, per contenere anche alcuni fenomeni che inquietavano la popolazione lì residente e anche gli amministratori locali nel rispetto degli animali. Il principio del benessere degli animali è al centro delle politiche ovviamente anche sanitarie di mia competenza, quindi sono stata molto attenta a tutti i parametri di un progetto che metterà in sicurezza un'area con una valutazione del fenomeno dei cavalli bradi, che tra l'altro mi dicono un fenomeno che si sta diffondendo nelle varie comunità montane, quindi possiamo diventare anche un progetto pilota per il nostro territorio e per altri. Nell'ambito dell'attività sanitaria sarà verificato il benessere dei cavalli e verrà effettuato un monitoraggio anche attraverso l'uso di droni con il posizionamento di telecamere per verificare gli spostamenti dei branchi. Il monitoraggio prevede la ricerca dell'incidenza di determinate malattie che colpiscono i cavalli. Questo è il punto di partenza, per entrare nel vivo di quello che è il problema, e lo vogliamo risolvere a 360 gradi con il contributo non solamente dei tecnici ma soprattutto delle autorità che sono presenti sul territorio. Verrà parallelamente realizzata una mappatura dei terreni adibiti a pascolo con l'individuazione di particolari tipologie di flora o fauna di cui il progetto dovrà garantire il mantenimento attraverso la gestione dei branchi di cavalli e forme di difesa attiva, ad esempio piccole recinzioni delle aree di maggior pregio. Dobbiamo trovare un equilibrio, non sarà facile, un punto di partenza, un progetto pilota, e vedremo di migliorarlo magari anche in corsa, però la gente può stare certa che arriveremo in fondo al problema dopo tanti sospiri. A Rapallo si è fatto il punto sul cantiere del torrente San Francesco sul rifacimento della copertura. Entro 15 giorni dovrebbero arrivare le travi e poi potrà così completarsi l'opera per la riapertura di una viabilità prevista per il periodo di Pasqua. Si sta valutando anche il di rinviare invece l'intervento del secondo lotto a fine estate. Vediamo. Sono molteplici i fattori che hanno determinato un rallentamento sui tempi del cantiere del San Francesco a Rapallo. L'amministrazione tuttavia non si scoraggia e attende l'arrivo delle travi che consentiranno di ricoprire il corso d'acqua e riaprire la circolazione viaria. Queste travi lunghe 26 metri, e quindi stiamo concordando con i nostri uffici le date con la polizia stradale per quanto riguarda, perché arrivano dal sud e devono fare un transito molto, molto complesso.
Appena arrivano le travi verranno posizionate nell'alveo del nostro fiume e poi verrà fatta la soletta al di sopra. Quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire di riaprire la circolazione su San Francesco nel periodo pasquale. L'attesa sembra destinata ad essere breve, nei prossimi 15 giorni dovrebbero arrivare le travi, il loro posizionamento dovrebbe richiedere all'incirca una ventina di giorni. I tempi tecnici per riaprire la circolazione nel periodo pasquale ci sono, anche se le richieste all'amministrazione sono quelle di procrastinare il secondo lotto a fine estate. Io ho ascoltato la città e la città mi chiede, soprattutto i commercianti, di finire il primo stralcio del primo lotto e poi magari di interrompere per qualche mese e ricominciare a settembre-ottobre. Noi sapete benissimo che perché Rapallo ha fatto tutti questi 37 cantieri, li ha fatti perché abbiamo ottenuto un'apertura del patto di stabilità e questi soldi sono condizionati, quindi non è l'amministrazione. Ma sono convinto che la Regione con l'amministrazione di Rapallo e non solo capisca la situazione ed eventualmente riuscire a ricontrattare un pochino l'apertura di queste date per non poi avere delle multe, sostanzialmente per non pagare di più i lavori. In contemporanea si sta lavorando allo sgombero dei relitti delle imbarcazioni spiaggiate nel Golfo di Rapallo, cruciale la rimozione dello yacht Sueño. E martedì mattina dovrebbe andare via un'imbarcazione molto importante che si chiama Sueño, che è quella che è al centro del Golfo, che è un'imbarcazione importante per una duplice valenza. Uno, che è giusto che deve essere rimossa, e secondo che sta impedendo ai lavori di portare via delle altre imbarcazioni che sono sulle spiagge dei Lido, di conseguenza compromettendo anche la fruibilità delle spiagge per iniziare la stagione estiva. Quindi l'importante è che vada via questa imbarcazione per step by step riuscire a rimuovere le altre imbarcazioni. E siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Lo spazio adesso al nostro approfondimento. Si è festeggiato in settimana il patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, un momento di confronto che si è svolto nei locali della Curia Vescovile a Chiavari, molto partecipato da tanti colleghi, e alcuni sono stati anche premiati per il loro impegno nel mondo della comunicazione. Un momento comunque per fare il punto sulla professione e sull'importanza della comunicazione. Vediamo i servizi e al termine si concluderà questa edizione del TG Guardando la Settimana, che torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Quanto è attuale il richiamo di Papa Francesco? La scelta di questo argomento è quotidiana, è attualissima e credo valga per tutti come interesse e forma di sensibilizzazione. Credo che il tema centrale sia fondamentalmente quello del rispetto della persona, della verità, della ricerca della verità sulle notizie. Poi un giornalista alle volte ci arriva, alle volte no, ma con la buona fede e l'onestà intellettuale questo può essere fatto, perché se non c'è, diciamo, la fondatezza della notizia e su quella puoi costruire eventualmente delle legittime opinioni, non ci può essere un'informazione corretta. E lo stesso Papa Francesco, che ha rivoluzionato il metodo di comunicare. Dalle community alle comunità, tema quanto mai attuale sollevato da Papa Francesco, che propone una riqualificazione umana prima ancora che professionale. In che modo attuarla oggi? Attraverso una custodia delle relazioni. La comunità si costituisce attraverso la relazione e nella relazione avviene la creazione della comunità umana alla quale il cristiano può dare un contributo forte, perché fonda la relazione su un dono che è il dono dell'amore di Dio, che crea la relazione, che fa la relazione. Quindi il compito è quello al quale il Papa ci invita nella lettera, che è molto avanti, è molto, molto bella, vale la pena di essere condivisa davvero, è quello di custodire la relazione nelle comunità, nella rete, fuori dalla rete, ma soprattutto, e questa è la cosa importante, nella rete, non fuori dalla rete. L'errore più grave sarebbe quello di estraniarsi dalla vita reale, e questo lo dice il Papa nel messaggio, lo si fa chiudendosi nella rete, cioè la rete che diventa, è bella questa metafora, che diventa una maglia che imbriglia e non una rete che unisce ed è aperta. La rete è aperta, se no non è una rete come quella dei pescatori, ma diventa un telone, e un telo fa solo resistenza, blocca la nave, no? Invece la nave della vita, la nave della Chiesa
riesce a fare il suo lavoro se getta non teloni di plastica ma getta reti che hanno la possibilità di liberare l'uomo, diventano liberanti e non bloccanti o estranianti. La festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, è stata celebrata con la messa presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, responsabile per la Conferenza Episcopale Ligure delle Comunicazioni Sociali, con l'incontro sul tema del messaggio di Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema dalle community alla comunità, e infine con la premiazione dei colleghi che si sono distinti per il loro lavoro. Per Genova Andrea Ferro, cronista di Nera di lungo corso. I tempi di produzione delle notizie, la diffusione, si consuma tutto molto troppo velocemente, questo fa perdere lucidità rispetto appunto al senso di quello che viene detto e al coinvolgimento delle persone in quello che viene raccontato. Però io ritengo che il futuro del giornalismo, per quanto stia la professione attraversando un momento estremamente delicato, è ancora vivo. Mi piace pensare che il pendolo del tempo si stia spostando sempre, anche se in maniera magari ancora impercettibile, verso il reale, quindi si tornerà ad un giornalismo di fatti, di persone, a giornalisti in mezzo al territorio e non più solo attaccati allo schermo di un PC. Per il Tigullio è stata premiata Radio Aldebaran, che nel 2019 compie i suoi primi 40 anni di vita. La radio penso che sia la famosa compagna di sempre, no? Ora il Vescovo durante questo incontro di oggi parlava di non farsi catturare troppo dalla tecnologia, però tecnologicamente parlando secondo me la radio è il mezzo che si avvicina più all'umanità, no? Ascoltare la radio è un'azione che dicono le indagini 35-40 milioni di italiani fanno ogni mattina. A Radio Aldebaran hanno iniziato tantissimi giovani giornalisti. Sì, molti giornalisti sono passati da noi, molti speaker, molti hanno fatto carriera, sono andati in strutture più importanti e di questo sono felicissimo. La festa quest'anno è stata preparata assieme dagli uffici comunicazioni sociali di Genova, Chiavari e La Spezia e dall'UXI, recentemente ricostituita in Liguria. Credo che sia stato un piccolo tassello, insomma, di un cammino che deve riprendere, perché l'UXI è ripartita più o meno un anno e mezzo fa con un po' di fatica, però adesso cerchiamo di rimetterci un po' in carreggiata e sicuramente c'è bisogno dell'aiuto di tutti e la comunione, la condivisione quindi tra le diocesi è fondamentale. Credo che oggi sia stato un bel momento perché ci sono state più diocesi insieme e quindi speriamo che sia anche l'occasione un po' per conoscerla e per iniziare questo nuovo percorso che vuole essere soprattutto un percorso di formazione.